Certo, continuavamo a parlare anche durante il break pubblicitario. Professor Casen, allora ha sentito Don Luigi Ciotti e anche la previsione di Don Sturzo. Nel 1900 aveva già disegnato, aveva già anticipato tutto quello che... Non penso che fosse difficile indovinare questo futuro della mafia. Perché l'Italia era fatta di tante popolazioni diverse, di tante etnie diverse, di tante lingue diverse, tant'è che nella prima guerra mondiale i soldati non si riuscivano a capirsi l'uno con gli altri, insomma, non ci voleva molto. Che la mafia, che ci fosse uno zoccolo duro in Sicilia che poteva diventare poi un motivo di espansione, ma sicuramente lo era. Quello che non è riuscita a fare la politica del dopoguerra è quella di creare industrie a sud, ma importare siciliani al nord perché diventassero operai della Fiat, operai della Alfa Romeo, operai della Marelli, eccetera. E questo fu il grande errore, ma l'errore, la forza della mafia gliela diede l'Unità d'Italia, perché i Savoia spogliarono il meridione di tutti i loro averi. Parliamo e l'abbiamo già detto, di un regno delle due Sicilie che era il più economicamente il più assestato e il migliore all'epoca, anche rispetto ai grandi imperi, che era quello asburgico piuttosto che la Francia e l'Inghilterra. Questa situazione si creò le basi con l'Unità d'Italia e diede spazio a voleri e a rappresaglie e a vendette che poi diventarono la forza che abbiamo adesso. Ricordiamo che la mafia fu utilizzata molto durante la guerra fredda, cioè dalla fine della guerra fino agli anni 90, proprio per questo motivo. Uno dei motivi per cui Falcone non parte, perché si inventa lui la caccia alla mafia e al mafioso. Cioè, sono gli americani che chiamano Falcone, chiamano gli magistrati italiani a debellare una mafia che non serviva più. E Falcone va negli Stati Uniti, ancora adesso nella sede della CIA c'è una stanza dedicata a Falcone. E quindi sono loro che gli passano tutti i primi, con Buscetta, gli passano tutti i primi dati che altrimenti non sapevano da dove partire. Poi sicuramente grande intelligenza, grande preparazione, e riesce a farlo. Ma quello che c'è da notare è che lo Stato non difende questi personaggi, non difende sicuramente fino al punto di lasciare che la mafia li sopprima. Quindi Falcone e Borsellino e poi prima e successivamente gli altri, ma addirittura per preparare il grande processo Borsellino e Falcone devono rifugiarsi alla Zinara. Durante l'estate. Sì, pagandosela. E se la sono pagata questa estate pur di restare con la famiglia e di stare isolati da tutto il resto. Quindi qui diamo la percezione che lo Stato non ha nessuna intenzione di proteggere queste persone. Quindi sono volontà singole, come avviene spesso in queste cose, dove finalmente un magistrato si tira sulle maniche e comincia ad andare in una certa direzione. Ma non c'è la volontà collettiva e non c'è un'organizzazione dello Stato, che poi il discorso che abbiamo fatto la volta scorsa, ma anche ieri e le altre volte, anche su questa organizzazione dell'arrivo dei profughi. Non c'è un'organizzazione. C'è questo buonismo a braccio, no? Questa estensione della bontà e della volontà caritativa nei confronti di queste persone, che però poi lo Stato non riesce a gestire a livello organizzativo. Le scuole per questa gente, vogliamo tenerli? Bene, allora mandiamoli a scuola. Ma non basta uno ti insegna l'italiano e poi vai, perché questo c'ha i figli avranno la problematica di inserimento pari e forse superiori ai genitori se vorranno essere qualcuno. Se no ci troviamo come in Francia, 2 anni fa hanno distrutto mezza Parigi. Perché? Perché sono i figli dei figli che sono rimasti emarginati e disadattati.
e quindi sono sensibili a tutte le provocazioni che vengono fatte poi dall'Oriente, perché su questo magma si instaura poi la vendetta, l'odio e la difficoltà di inserimento. Di inserimento, certo. Marotta, parlavamo di trasparenza, è solo una parola o è possibile veramente nella sua idea? No, per come sono le cose, lei anche che insomma, è stato amministratore. Io metto trasparenza e rispetto delle regole, perché la trasparenza è una cosa che sicuramente andrebbe a incidere moltissimo. Io prima di fare il consigliere regionale, nel mio lavoro faccio il funzionario del Comune di Venezia. Ho avuto nel 2000, stiamo parlando del 2001, quindi parecchi anni fa, ho avuto l'idea di mettere tutti i dati dei consigli di quartiere che gestivo per il Comune di Venezia in rete. Questo ha azzerato la conflittualità politica. Cosa vuol dire? Vuol dire che un consigliere del quartiere, di minoranza soprattutto, che prima accusava la maggioranza che non gli venivano dati i documenti, le informazioni eccetera, ha trovato i dati in internet nel 2001, stiamo parlando del 2001, quindi 14 anni fa. Azzerare la conflittualità vuol dire lavorare meglio in ufficio e dare la possibilità al politico anche di fare bene il suo lavoro, senza conflittualità su cose stupide. Mi immagino cosa succederebbe se ci fosse questa trasparenza negli appalti, se ci fossero, come ha detto Fanelli, come ha detto Fanelli, che in paesi del nord, in paesi del nord un cittadino può chiedere conto anche a un ministro delle sue spese, cioè non è che c'è la necessità di fare una denuncia, un magistrato deve attivarsi o richiedere o contestare, cioè è tutto un altro sistema. Se fosse così da noi la mafia avrebbe qualche problema in più, questo sicuramente. Però mi permetta di dire un'altra cosa. Due cose brevissime. Allora, la manchevolezza anche dello Stato nei confronti di chi si approccia allo Stato per denunciare, per fare presente, testimoniare situazioni mafiose e quant'altro, e poi non vengono difesi dallo Stato, perché ci sono anche quelle persone o anche quegli imprenditori che hanno rifiutato di pagare il pizzo, che hanno denunciato, sono sempre rimasti da soli, ed è lo Stato che gli ha detto: guardate, noi vi difenderemo a spada tratta, come e poi li lasciano in mezzo a una strada. Anche questo non è accettabile, non è accettabile, perché non siamo uno Stato vero, non siamo uno Stato serio. Se tu fai delle leggi per aiutare queste persone, dopo le devi aiutare fino all'ultimo, non esiste che le lasci per strada, perché altrimenti il cittadino qualsiasi dice: ma scusa, cosa me ne viene a me in tasca? Alla fine, oltre che becco, sono anche bastonato, perché non mi bastona la mafia, ma mi bastona lo Stato. Questo è l'altro aspetto ancora. No, ma allora, noi vediamo che lo Stato è il problema, non è mai la soluzione, lo vediamo sempre, l'abbiamo detto dall'Unità d'Italia, eccetera. Fino adesso siamo arrivati a dire in ogni esempio che abbiamo fatto che lo Stato è il problema, non è mai la soluzione, per un motivo semplicissimo, perché lo Stato, come è inteso e come viene interpretato oggi, con l'accentramento poi che sta avvenendo con l'ultimo governo, che è una cosa allucinante, questo porta via la libertà individuale. Quando togli la libertà individuale arrivi a questi paradossi. Nel flusso di denaro che lo Stato ha, lì si annida la corruzione, ma il problema grosso in questo Paese è uno solo e si chiama responsabilità. Oggi la responsabilità non c'è né prima, quando uno si assume diciamo, l'onere di andare a amministrare la cosa pubblica, né poi diciamo, quando viene beccato con le manine nella marmellata non paga. E qui in Italia a me non risulta che nessuno paghi. Mai. E il lavoro che fanno questi signori qui, che giustamente poi ci rimettono la vita, eccetera, è vanificato spesso e volentieri da quella collusione che c'è nel mettere dentro uno e 2 secondi dopo è fuori. Cioè, voglio dire, come si fa ad dare esempi positivi ai giovani quando la mafia dimostra atteggiamenti più etici di quelli che ha lo Stato? Perché questo è l'assurdo. Qui non c'è neanche più l'etica, manca la responsabilità. Certo, beh, c'è da dire intanto che proprio ieri, se non sbaglio, è stato dato il via libera alla legge anticorruzione che introduce alcune novità, una legge che se non sbaglio il Movimento 5 Stelle non ha votato,
ha votato contro, no? Se non sbaglio, giusto? Allora, abbiamo preparato alcune slide, anche quello, così vediamo un po' quali sono le novità che vengono introdotte con la legge anticorruzione. Allora, se la regia, eccoci qua. Allora, legge anticorruzione, le novità, corrotti, allora, uno quando viene condannato per corruzione non può più fare contratti con la pubblica amministrazione per 5 anni e deve restituire il maltolto. Dunque per licenziare tra l'altro un dipendente pubblico corrotto basterà ora la condanna a 2 anni di carcere, mentre il divieto di contrattare appunto con la pubblica amministrazione arriverà fino a 5 anni. Nei casi più gravi contro la pubblica amministrazione non si potrà più nemmeno patteggiare se prima non sia integralmente restituito il prezzo o il profitto del reato. Mi scusi, ma se uno è corrotto, ma perché ci deve essere la limitazione per i 5 anni? Cioè, se è corrotto non dovrebbe più avere a che fare con la pubblica amministrazione. Qua siete tutti d'accordo? Buon senso, non sono un grillino, sono un cittadino d'Italia dei Valori, tra parentesi, lo dicevamo da sempre, ma questa cosa qua proprio stona, stride. Certo. Ecco, passiamo a quella successiva invece, che la vedo già pronta. Allora, per quanto riguarda i reati di mafia, allora 416 bis, pene più alte per mafiosi e boss, sconti ai pentiti. Allora si arriva a 10-15 anni, oggi è da 7 ai 12 anni la pena per chi partecipa a un'associazione mafiosa, dai 12 ai 18 anni, oggi è da 9 ai 14 per chi la organizza o la dirige. Se poi l'associazione mafiosa è armata si può arrivare fino a 26 anni di carcere. Chi collabora invece potrà godere di uno sconto di pena da 1/3 a 2/3. Vediamo anche la schermata successiva. Vediamo se ci siamo, eccolo qua, patteggiamento a condizione per reati di corruzione. In caso di corruzione per l'esercizio della funzione in atti giudiziari, induzione indebita, concussione e peculato, il patteggiamento sarà condizionato alla restituzione del prezzo del profitto del reato, come si diceva anche prima. Andiamo avanti ancora, vediamo la prossima. Eccolo qua, più controllo, aumenta il peso dell'autorità nazionale anticorruzione, dovrà essere informata dai pubblici ministeri ogni qualvolta si proceda per reati contro la pubblica amministrazione. Qui si tratta di... adesso Fanelli dopo interviene. Andiamo avanti ancora. Eccolo qua, torna il falso in bilancio, le false comunicazioni sociali tornano ad essere un delitto punito con il carcere. Se la società è quotata, chi commette il falso in bilancio rischia la reclusione da 3 a 8 anni, se non quotata da 1 a 5 anni. Vediamo ancora, dovremmo averne ancora un'altra se non sbaglio. Salgono le sanzioni per le quote societarie, multe più salate per le società quotate, va da 400 a 600 quote, per le non quotate la multa è minimo di 200, massimo di 400 quote azionarie. La sanzione va da 100 a 200 quote anche per le società non quotate in caso di lieve entità del fatto. Allora vedevo che molti scuotevano la testa intanto che leggevo queste che dovrebbero essere appunto le novità, sono le novità che vengono introdotte in questa legge anticorruzione. Wurzer, vuole intervenire lei? Oddio, certamente c'è molto da dire. Intanto, al di là della schematizzazione, ovviamente sì, che, molto certo, limitata. Però c'è da dire una cosa, che stiamo assistendo all'ennesima situazione abnorme. Qui c'è un disegno di legge che diventa legge. Il disegno di legge, è bene dirlo, è una bozza molto sommaria. Ecco perché ci sono anche delle criticità che sono state rilevate poi anche dal Movimento 5 Stelle, che fanno sì che la legge poi funzionerà sicuramente male. Ma a parte questo, senza entrare nel merito, parliamo di quello che abbiamo visto. Da quando esiste l'uomo, aumentare le pene non è mai servito a niente, perché allora la minaccia della pena di morte dovrebbe far sì che nessuno più uccida qualcun altro. In America ci sono una marea di omicidi, la pena di morte non cambia niente. Diciamo, l'aspetto correlato altrettanto grave, e con questo sistema si dilata in maniera abnorme poi la sanzione, che comporta parallelamente un prolungamento della prescrizione. Tra l'altro c'è in preparazione un DDL che disciplina la prescrizione riducendo la durata delle prescrizioni, quindi ci sarà un problema di coordinamento, dimenticando che la prescrizione non è soltanto garanzia del processo, ma è anche garanzia di diritti, perché noi ragioniamo ormai in Italia, perché è stata fatta una campagna in questo senso, che chi
viene ritenuto in qualche maniera coinvolto in una certa situazione che merita un'indagine approfondita, è colpevole. E quindi facciamo durare il processo all'infinito per arrivare alla sua colpevolezza. E se invece è innocente, lo teniamo per 20 anni in ballo. L'istituto della prescrizione nasce anche per questo, quindi aumentare le pene ha anche questo effetto perverso senza dare nessuna utilità pratica. Aggiungo solo una cosa: si è parlato di criticità, di problemi, delle cose che non funzionano, come si fa, come non si fa, si è arrivati a dire che c'è ormai una sovrapposizione tra mafia e Stato. Ma perché? Questo brevemente, perché lo Stato, soprattutto i partiti, si sono strutturati in maniera mafiosa, per cui Rousseau diceva nel contratto sociale verranno eletti i migliori. No, qui viene eletto quello che sta nel partito giusto e magari è l'ultimo degli ultimi come capacità, senza offendere nessuno. Concludo. Come si risolve? Gli americani, col problema della mafia, anche loro situazioni di corruzione, spoil system. Qui in Italia noi abbiamo la perpetuazione negli incarichi. Questo dà origine alla corruzione. Cioè c'è lo spoil system e io so che quando ho finito il mio mandato arrivano quelli di quell'altro che mi fanno le pulci, ma qui noi abbiamo delle persone che hanno poteri infiniti nei ministeri e stanno lì da decenni e sono i controllori di se stessi. Allora chi deve controllare se stesso di solito è molto indulgente. Fanelli, voleva intervenire prima, intanto che... No, sono rimasto estasiato dall'intervento del dottore, perché effettivamente condivido ogni singola parola, anche perché si sente che ha una sensibilità giuridica. A tempo perso mi occupo di dire. Ha una forte sensibilità giuridica. Effettivamente la legge sulla corruzione poteva essere fatta un tantino migliore, anche nell'ambito dell'agente di copertura. Era stata un'ipotesi fatta dal Movimento 5 Stelle che era interessante, perché in una certa qual modo diventava una specie di agente provocatore, come è così che si usa per le grandi indagini per le sostanze stupefacenti. Quindi avere anche un agente in copertura è quello che ti fa entrare dentro un circuito e comprendi anche i meccanismi, perché alle volte anche c'è un sistema, non c'è solo il singolo corrotto e corruttore, c'è proprio un apparato che dovrebbe essere debellato. Si poteva fare un tantino di più. Dalmazia. Partiamo da un dato, cioè rispetto al titolo di questa serata. Abbiamo detto all'inizio che la criminalità organizzata, cioè la mafia, si è evoluta con gli anni, quindi diciamo abbiamo trasposto dai grandi omicidi adesso ai reati finanziari. Noi ci aspettavamo che, essendo stati i promotori della legge anticorruzione, che era stata salutata dal presidente Cantone dell'Autorità Nazionale Anticorruzione come la miglior legge in Europa, e portava la firma di un nostro senatore vicentino, Enrico Cappelletti, che insieme a Pietro Grasso avevano abbozzato questa proposta di legge, è stata completamente stravolta. Allora ci siamo anche sentiti abbastanza in imbarazzo nel dover votare una legge che comunque è come se volessimo sconfiggere una polmonite utilizzando un'aspirina. Per carità, l'autorità, la Associazione Nazionale Magistrati stamattina ha detto sì, è un piccolo passo, ma si potrebbe fare di meglio. Effettivamente l'istituto della prescrizione... Scusa, come la vedi tu che il pubblico ministero deve avvertire l'ANC? Scusi? Come il pubblico ministero che deve avvisare l'Associazione Nazionale Anticorruzione. Diciamo che è un passo che poteva essere, quando parlava prima dell'agente provocatore, la nostra legge partiva appunto da quelli che sono il disegno della lotta alla corruzione come avviene nei paesi anglosassoni, dove le pene sono inasprite. Qua parliamo di pene che vanno da 1 fino a 5 anni per le società non quotate, che rappresentano il 90% del tessuto imprenditoriale di questo paese. Allora diciamo che magari la criminalità organizzata si trova anche invogliata, piuttosto che a commettere un omicidio dove si rischia una pena fino a 30 anni, anzi parte da una pena da 20 anni, si trova invogliata magari a commettere un reato finanziario, perché comunque la scappatoia è breve. Per questo noi intendavamo proporre delle pene veramente aspre, e soprattutto il DASPO
era una cosa fondamentale su cui noi ci eravamo battuti all'interno delle commissioni, perché è impensabile che chi ruba, perché qui si tratta di rubare soldi pubblici, dopo 5 anni può tornare a contrattare, cioè, deve essere inibito a vita la sua contrattazione con la pubblica amministrazione. Quindi diciamo siamo veramente agli albori di quello che potrebbe essere un progetto di legge contro la corruzione. Mi permette di fare solo un'aggiunta, no, giusto perché le primogeniture è anche bene darle. Sul falso in bilancio mi sarà forse testimone, se si ricorda, che Italia dei Valori lo diceva da tempo, no? Che il falso in bilancio era stato tolto dai governi Berlusconi e compagni ed è stato mantenuto negli anni con grandi urla ed alti lai da parte nostra, nessuno ci dava ascolto. Adesso tutti d'accordo, almeno questo bisogna anche dirlo per onestà intellettuale. Poi sulla questione della corruzione io sono assolutamente d'accordo, non è possibile che un dipendente corrotto che venga riconosciuto logicamente dopo i gradi di giudizio, perché bisogna sempre dare, giusto dottore, i gradi di giudizio, alla fine dei gradi di giudizio uno ha la sentenza definitiva, con sentenza definitiva uno deve perdere il lavoro se è dipendente di pubblica amministrazione e deve non poter più contrattare alcunché della pubblica amministrazione, e questo però varrebbe anche per la politica. Perché non è accettabile che la politica, un corrotto, possa tornare in circolo e magari, come oggi avviene, prendere anche il vitalizio. Perché un'altra cosa che non c'è in questa legge, e questo lo sottolineo perché sui vitalizi sto facendo una battaglia anche personale, avendo rinunciato per primo, cioè perché si fanno le battaglie quando c'è i primi a mettersi in gioco, perché logicamente se no non sei credibile, ma sui vitalizi è mai possibile pensare che ci siano persone che hanno patteggiato e il patteggiamento non viene considerato una condanna, non essendo considerata una condanna, parificata alla condanna nelle leggi. Ci sono parlamentari, consiglieri regionali, ex presidenti di consiglio di regioni, eccetera, che hanno patteggiato ma continuano a prendere un vitalizio. Non è accettabile, io dico moralmente e politicamente, non è possibile che si perpetui questa storia. Certo. Damberger, pene più severe allora, e la proposta dello spoil system sicuramente. Ma quella lì sicuramente dovrebbe esserci, solo che siamo in Italia, per cui prima di cambiare le cose penso che passeranno ancora dei decenni. Faremo varie puntate su questo. Un po' di puntate le faremo ancora, e poi sì, se ne parla, poi alla fine insomma mi pare che siamo sempre al punto di partenza. È chiaro che qualcosa in più si è fatto, non tanto, ma qualcosina in più. Con questa legge? Sì, insomma. Guardi che sul falso in bilancio, se abbiamo l'articolato, c'è proprio perché è un disegno di legge, c'è una discrezionalità da parte dei giudici, per cui praticamente devono tener conto se uno ha i capelli biondi o ce li ha castani, sono delle cose risibili addirittura, proprio perché la natura del disegno di legge è tale. Quindi c'è una discrezionalità tale per cui a volte si modifica per non modificare, insomma. Si modifica per non modificare niente, poi alla fine resta sempre uguale. No, che poi la cosa importante è che il falso in bilancio è un reato cosiddetto spia, cioè l'anticamera di veramente una serie di altri reati che coprono, perché all'interno qualsiasi persona, qualsiasi imprenditore che all'interno di un bilancio falsifica i proventi piuttosto che ricicla il denaro, all'interno ci potrebbe essere veramente una moltitudine di fattispecie e quindi veramente dovrebbe essere normata a dovere. Sì, ma non è moltiplicando le norme o le leggi che poi si ottiene, diciamo, dei risultati effettivi, perché il problema secondo me sta a monte quando c'è una magistratura che non funziona. Quando è che noi abbiamo un processo che arriva alla fine veramente? Se abbiamo detto fino adesso, abbiamo parlato che i processi di mafia alla fin fine sono sempre andati in prescrizione perché non ci sono stati i tempi per farli, quello è un po' il problema, no? Certo, vuole prima, secondo me, una magistratura che funziona, una magistratura che sia messa nelle condizioni di funzionare. Certo. Una delle tante riforme di cui c'è bisogno in questo paese. Professor Casen, anche qui siamo arrivati alla testa del problema, che il problema è politico, una politica che non è capace di riformarsi e di rinnovarsi veramente.
No? Ad esempio, appunto, come diceva Wurzel prima, ad esempio lo spoil system, cioè il limite dei mandati, piuttosto che chiaramente è uno strumento che porterebbe a sicuramente a una limitazione di quello che è il fenomeno corruttivo, mafioso e quant'altro. Io dividerei la corruzione dalla mafia. La mafia è un fenomeno abbastanza importante, la corruzione è altrettanto importante ma ha meccanismi diversi, anche se poi si incrociano. Perché chiaramente la mafia gioca sulla corruzione e il corruttore corrompe volentieri perché l'altro si fa corrompere e non aspetta altro, insomma, anzi il sistema è di bloccare le pratiche, se blocco la pratica ho vinto, cioè chi comanda è il no, non è il sì. Se io dico sì, allora non ho più potere, è il no che mi dà potere e questo è la corruzione. E il problema è la trasparenza della burocrazia, lo snellimento. Abbiamo fatto un'altra legge, poi ne faremo un'altra ancora che migliorerà questa e non si saprà mai a quale legge appellarci. In Inghilterra le leggi sono pochissime e c'è un diritto praticamente creato sugli usi e sui costumi della gente, sul buon senso, sul diritto di fatto, e lo stesso vale per gli Stati Uniti. Ci sono dei principi che sono fondamentali per la buona gestione dello Stato, ma soprattutto perché siamo una popolazione che ha bisogno di ordine, di correttezza, di rettitudine, e invece corriamo sempre al buonismo. Noi siamo buoni, no? Italiani brava gente, no? E poi tutto va a sfascio e allora bisogna che ciascuno trovi se stesso all'interno del proprio partito, se vuole appartenere a un partito, alla propria religione, se vuole appartenere alla propria religione, alla propria etnia o regione, se vuole appartenere a questa. E questa è la cosa fondamentale, bisogna ricostruire il tessuto sociale dell'Italia e credo che la cosa migliore sia tornare indietro nella storia e capire chi siamo, le nostre identità, anche se poi effettivamente le radici non sono quelle, perché abbiamo visto che la mafia nasce da un esodo dei bergamaschi. Questa mi era nuova, ma comunque è simpatica, ma comunque bisogna capire chi siamo, dove vogliamo andare, perché ancora maggiore è lo stravolgimento del concetto di Stato, del concetto di Europa, che in questo momento sta creando dei grossi problemi di identità. Cioè, la gente ha bisogno di sapere chi è, perché fa certe cose, a quali fini e quali etnie si vuole aggregare, e non per creare razzismo, anzi, e poi gestirsi, sapersi gestire. In questo momento diciamo che il popolo italiano viene usato, non ha titolo per poter decidere, viene usato da chi? Dai grandi poteri, e i grandi poteri sono le banche, e quindi viene dilapidato, viene impoverito dalle banche. Bene, sono le 10:47 minuti, andiamo in pubblicità e dopo ritorniamo per l'ultimo pezzetto di trasmissione TV7 Match, a tra poco.